Per il TG Pota, insomma, a Brescia in piazza della Loso. E sarà da una settimana la piazza, ma la Lega Ambiente la protesta perché c'è troppo inquinamento, c'è troppo smog e se fa appena questa chiusura e se sarà appena piazza Losa, ma i veicoli continuano a passare nel centro. E ormai insomma a 3D del superamento, come si dice, delle polveri sottili e insomma a quel punto e la situazione peggiora sempre. E adesso andiamo a parlare con il responsabile della Lega Ambiente. È un presidio di Lega Ambiente Brescia contro le politiche e l'assenza di politiche sul traffico e contro l'inquinamento da parte dell'amministrazione comunale di Brescia. Oggi siamo qui in due momenti distinti, vicino a Palazzo Loggia, per manifestare la nostra contrarietà all'assenza di provvedimenti d'emergenza e strutturali da parte del Comune contro la situazione del PM10. E in un secondo momento in un'altra zona del centro storico per continuare la nostra raccolta di firme contro la realizzazione del parcheggio sotto il castello. È una raccolta di firme che va avanti dal mese di dicembre, che ha già visto la raccolta di un numero considerevole di firme e continuerà anche nei prossimi mesi. È stata ufficialmente pedonalizzata dall'amministrazione, in realtà non è pedonalizzata, viene semplicemente spostato il poco traffico privato che vi si svolgeva nella stradina che circonda Palazzo Loggia e quindi non c'è una diminuzione nell'area del traffico privato, c'è soltanto un suo leggero spostamento di alcuni metri, per cui la piazza è sostanzialmente come era prima, anche perché i mezzi pubblici continuano a circolarvi e non potrebbe essere diversamente in assenza di una diversa configurazione della mobilità nel centro storico. Lega Ambiente chiede innanzitutto di prendere provvedimenti di natura più incisiva e strutturale per quanto riguarda i problemi del traffico. Abbiamo una lunga serie di richieste sia nell'immediato che per diciamo il medio-lungo termine e che contribuirebbero in maniera significativa ad abbattere le polveri sottili e il resto delle emissioni. E poi chiede all'amministrazione comunale di adottare un'analisi organica e ben pianificata della mobilità di tutto il territorio urbano per individuare le politiche più appropriate. Ci sembra che invece il Comune non stia facendo né l'una né l'altra cosa. Il responsabile della Lega Ambiente è il mettita all'attenzione di tutti, mi appena i problemi di questo momento dove c'è tante polveri sottili e l'inquinamento alto, ma anche che saranno i problemi del futuro di Brescia in relazione al problema dell'inquinamento. E per il TG Pota da Brescia le tutto.